All'indomani della caduta dell'albero che in Campo Marzo avrebbe potuto provocare una tragedia, le radici del grande tiglio caduto sono state poste sotto sequestro dai carabinieri per conto della procura che ha avviato un'inchiesta sul grave incidente. L'albero, la cui pericolosità era già stata accertata in classe C, era considerato non a rischio caduta imminente, una classificazione errata che il comune intende ora rivedere in tutto il patrimonio verde di sua competenza, soprattutto nelle aree a rischio. Sì, in alcuni casi bisognerà alzare l'asticella della sicurezza perché una stessa pianta con magari le stesse problematiche e criticità che in alcuni casi sono quelle di una pianta comune, normale, perché in alcuni casi cadono anche piante perfettamente sane se il fenomeno atmosferico è particolarmente intenso. È chiaro che questo va tenuto conto non solo dello stato della pianta ma anche nel luogo in cui essa si trova. Alcuni mesi fa in via precauzionale abbiamo chiuso i parchi pubblici, i parchi storici nel momento in cui c'erano state previsioni meteo di forti temporali. Un provvedimento impossibile però da adottare nell'area non recintata di Campomarzo. L'amministrazione comunale intende perciò esaminare altri provvedimenti nel caso di gravi allerte meteo. Per questo serve con urgenza una mappatura aggiornata. Sì, una mappatura è già in atto del verde pubblico e quella può essere un buon strumento di partenza per iniziare appunto ad adottare queste nuove strategie di prevenzione in particolar modo, anche se è chiaro che proprio la vastità del numero di alberi che c'è nella città rende più complicata l'operazione, ma in ogni caso sarà nostra intenzione da lunedì iniziare a ragionare su queste nuove modalità di attenzione.